Hanno trasformato il ponte di Rialto in una palestra a cielo aperto, arrampicandosi come fossero su una parete di roccia. Protagonisti dell'ennesima bravata due alpinisti che nel fine settimana hanno scalato il ponte più antico sul Canal Grande, ignorando il divieto e mettendo a rischio la propria sicurezza e l'integrità stessa della struttura, patrimonio UNESCO. Episodio accaduto poco prima dell'1:30 di notte, foto divenuta subito virale dopo essere stata pubblicata sui social da Venezia.com e scattata da una nota regatante veneziana. La Nena Almansi è una vogatrice e passava di lì per caso all'1:20 e ha fotografato la scena, poi chiamando immediatamente le forze dell'ordine. I due turisti cafoni pare di nazionalità ungherese. Sì, lei ha individuato che fossero ungheresi dalle urla che lei ha detto che facevano. Impresa che dopo la denuncia dell'avvocatrice non è passata inosservata nemmeno dalla Smart Control Room della polizia locale. Le telecamere comunali li hanno ripresi in azione, permettendo di individuarli. Ora, mentre si stringe il cerchio attorno ai due turisti cafoni, pare siano già pronti i DASPO a loro carico, fatto che in città ha suscitato polemiche e indignazione tra rassegnazione e sconforto. Noi purtroppo siamo abituati, Venezia è una città turistica e quindi è un palcoscenico per ogni imbecille che voglia fare la sua bravata.